Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Una domenica di sangue sulle strade del Friuli. Drammatico incidente ieri sera sulla Ponte Bana a Gemona. Il tragico sinistro si è consumato in pochi secondi verso le 19. Un'auto contromano si è scontrata con due moto. Le vittime sono Kevin Crismani di Mortegliano e una giovane mamma di 29 anni, Chiara Scalfari, originaria di Cesclans di Cavazzo. Nella notte purtroppo è spirato anche Marco Monaro, 26 anni, di Zugliano. Una scena apocalittica quella che si è presentata ai soccorritori. Lamiere dappertutto, una moto in fiamme, l'auto completamente distrutta. Hanno lavorato per ore i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per recuperare i corpi delle vittime, oltre a prestare i primi soccorsi ai feriti. La seconda tragedia dalla strada qualche ora prima, lungo la strada provinciale 60 a Coloredo di Prato, dove un imprenditore di 42 anni, Cristiano Zampieri di Pasian di Prato, è deceduto in ospedale a Udine a seguito delle gravi ferite. L'uomo era al volante di un Audi che si è scontrata con una Fiat Punto condotta da un uomo di 30 anni di Basigliano, anche lui rimasto ferito. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Mortegliano. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Udine. Infine all'alba a Trieste è morto un giovane, Pietro Martellato, pizzaiolo di 31 anni, il quale, per causa al vaglio dei carabinieri della compagnia di Muggia, ha perso il controllo dello scooter andando a sbattere sullo spartitraffico di Via Flavia. Seppur celeri, inutili i soccorsi. Giornata di festa ieri a Manzano per il 90° anniversario di fondazione della sezione locale alpina. Presenti il primo cittadino Mauro Iacomin, Lidia Driutti per la provincia di Udine, il presidente dell'ANA provinciale Dante Soravito De Franceschi, autorità civili, religiose e militari. Numerosi veci e boccia presenti con i loro gagliardetti arrivati dalle altre sezioni e gruppi. Un piccolo accenno storico sulle penne nere manzanesi. Erano trascorsi pochi anni dalla fine del tragico primo conflitto mondiale, dove 90 manzanesi, tra cui 30 alpini, avevano sacrificato la loro giovane vita per la libertà della patria. Le mutate condizioni politiche avevano unito le province di Udine e Gorizia in un'unica circoscrizione denominata Provincia del Friuli, ed i circoscritti per la visita di leva per qualche anno si recarono al distretto militare di Gorizia. Manzano presentava ancora tutte le ferite della guerra, quando un affiatato gruppo di veci e boccia, nel 24, diede vita al primo gruppo ANA, designando capogruppo Luigi Gervasi, già combattente nelle file del battaglione Tolmezzo, decorato di croci al merito di guerra. Seguiranno anni di febbrile ricostruzione e di riordino fondiario. Gli alpini ci tengono a sottolineare una cosa fondamentale.
Essere cittadini del mondo in questo fine millennio vuol dire essere solidali, pronti ad accettare la sfida di sapere reinventarsi per anticipare il futuro e vivere da protagonisti in una realtà economica e culturale sempre più tesa alla globalizzazione. Che prospettive per la sinistra nazionale dopo la disgregazione dei seggi? Io credo che ci sia bisogno di rappresentare istanze di sinistra, che le si possa rappresentare in SEL, in altre formazioni, così come nel PD, perché nel PD io nel mio piccolo cerco sempre di portare avanti battaglie di sinistra, non sempre sono battaglie che diventano maggioritarie dentro al mio partito, però voglio dire ogni maggioranza è stata minoranza prima di diventare maggioranza, quindi la speranza è che questi temi continuino a essere portati all'attenzione dell'attuale maggioranza, dell'attuale segreteria, e questo sarà il nostro impegno anche in Europa, dove si può fare moltissimo su questi temi. Oggi ne discuteremo, parleremo di welfare, parleremo di lavoro, parleremo di diritti, in particolare parleremo di quelle cose su cui è importante anche riuscire non solo a cavalcare battaglie popolari, ma riuscire a rendere popolare ciò che ancora popolare non è. Cioè, ad esempio, parliamo dell'immigrazione, ci sono tanti luoghi comuni, ci sono tante informazioni da dare in più rispetto a quelle che si possono leggere in giro, che spesso si basano su un frettoloso confronto di dati. Pensiamo alla questione ieri alla giornata mondiale dei rifugiati, si dice sempre che li accogliamo tutti noi, non è vero, basta confrontare i dati per vedere che il nostro paese ha un numero di 0,9 rifugiati ogni 1000 abitanti ospita, pensiamo a paesi come la Germania che ne ospitano 9 ogni 1000 abitanti, quindi capite c'è un po' di cultura secondo me da ricominciare a ricostruire, anche dentro la sinistra secondo me, cercare di capire che noi riusciamo a risollevare questo paese se riusciamo insieme a ricostruire questa cultura politica. Partendo dal lavoro, però i dati sull'occupazione giovanile sono tutt'altro che rassicuranti. Sono del tutto allarmanti, siamo arrivati ad un picco del 60% addirittura in alcune regioni ed è un'emergenza drammatica, è la prima a cui dobbiamo guardare secondo me. È evidente che i giovani tra l'altro spesso non votano il mio partito, si dice non è un partito per giovani, lì bisogna dare delle risposte chiare che sono mancate forse in questi anni e bisogna darle soprattutto perché anche le ultime manovre che sono state fatte sul lavoro non mi vedono troppo d'accordo, io penso in particolare a quel decreto che manca ancora di dare risposte chiare sul tema dell'apprendistato. Ci troviamo nell'area pedonale davanti alla loggia del Lionello, area pedonale rispettata fino a un certo punto dato che comunque transitano e parcheggiano veicoli, lei segnala. Abbiamo rivisto tutte le ordinanze, sia il piano urbano sia il piano della mobilità e abbiamo scoperto che a Udine, nelle aree pedonali, come così sono sancite dall'articolo 3,2 del codice della strada, transitano dei veicoli che a norma di legge sono vietati. Qual è la differenza tra zona a traffico limitato e area pedonale che secondo lei non viene rispettata nel capoluogo friulano, soprattutto in centro? Dunque parliamo di via Rialto, via Mercato Vecchio, piazza Libertà. Bisogna rifare riferimento alla normativa nazionale che è il codice della strada, in cui definisce con l'articolo 3,2 definisce l'area pedonale, le aree bandite a qualsiasi autoveicolo tranne quelli di emergenza e alcuni tipi di autoveicoli, velocipedi e così via. Invece l'articolo 3,54 del codice della strada definisce le aree, le ZTL, le zone a traffico limitato, zone a transito proprio limitato con particolari restrizioni che vanno autorizzate naturalmente dall'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale come ha risposto a queste segnalazioni? L'amministrazione comunale non sapeva neanche che esistevano queste differenze perché di fatto continua a utilizzare le aree pedonali come zone a traffico limitato. Noi l'abbiamo scoperto, abbiamo presentato un question time e vogliamo delle risposte dei motivi perché l'amministrazione comunale ancora dal 2004 e ancora prima del 2002 continua a trattare con questa ambiguità queste due aree. Quello che noi auspichiamo è che ci sia una nuova lettura, diciamo, del fenomeno dei distretti, che comunque è un fenomeno esistente, attraverso un'ottica di filiera. Questo per consentire ai distretti stessi di ampliare i settori di riferimento e quindi di riuscire a far incidere di più una logica di aggregazione, far calare maggiormente una logica di aggregazione tra le imprese, perché con la filiera si può facilitare la possibilità di mettere insieme un gruppo
gruppo di imprese che si conoscono già, hanno già delle relazioni consolidate perché fanno parte, diciamo, della filiera cliente-fornitore, e quindi invece che nell'ottica tradizionale del distretto, che ha tra l'altro una localizzazione geografica molto spinta, noi proponiamo di rompere, diciamo, questi confini comunali e poter andare in una logica quantomeno regionale per poter essere più competitivi e rafforzare la nostra identità verso l'esterno. Quindi diciamo che non un assiemaggio di industrie che fanno lo stesso prodotto, ma una serie di industrie che arrivano a un prodotto finale, più o meno. Esattamente. Diciamo che la filiera vuole riprendere un po' il concetto della catena del valore, no? Tanto cara agli economisti, e proprio per valorizzare la possibilità di legame tra azienda ed azienda, che è il problema che noi da sempre, che il nord-est vive in maniera importante rispetto anche al resto dell'Italia manifatturiero, per poter facilitare l'aggregazione in questo senso. Quindi diciamo anche di filiere che escono dal confine regionale, nel senso specifico. Questo ormai è evidente, la globalizzazione ci ha globalizzati tutti anche se nonostante le resistente, e quindi questo tipo di facilitazione, come dicevo prima, ci serve per dare un supporto e aumentare la competitività delle nostre aziende con questa nuova lettura che noi proponiamo, per poter essere in grado di aprirsi di più ai mercati internazionali. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di €30, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.